Pierfrancesco Ghetti, docente all'Università di Venezia. Professore, allora, il valore ambientale, il valore economico ambientale, si può lavorare nell'ambiente generando valore, questo è il concetto? Sì, soprattutto oggi questa grande trasformazione, grande urbanizzazione del territorio richiede, a mio avviso, una capacità di manutenzione del territorio stesso e politiche ambientali. Non sto dicendo politiche di protezione civile che vengono dopo, ma di gestione ambientale che siano in grado di garantire il territorio da questi eventi, anche per i cambiamenti climatici, queste punte particolari di intensità. Le chiamiamo anche emergenze, ma non sono emergenze, ormai sono fatti consueti, richiedono una cura e una cultura del territorio minuta e quindi chi sia capace professionalmente e dal punto di vista organizzativo di gestire questo. In questo senso, secondo me, c'è un nuovo ruolo per le bonifiche, oltre a quello tradizionale del portare via acqua e del dare irrigazione, vi è quello della custodia del territorio. Un territorio in particolare, quello che sta al confine fra l'urbanizzazione e la campagna, che è un territorio di estrema delicatezza. E oggi viviamo eventi che economicamente sono estremamente costosi quando diventano eventi alluvionali e che devono invece essere prevenuti attraverso capacità operativa, tecnologie nuove e professionalità per salvaguardare questo territorio. Ecco professore, fatto 100, facciamo un esempio, il costo dell'intervento dopo l'emergenza. Facendo prevenzione quel costo in percentuale quanto è? Guardi, può essere 10 e anche distribuito nel tempo. Deve essere ovviamente, come dire, speso questo investimento su delle realtà che siano realmente capaci e che conoscono il territorio, cioè non si può improvvisare. Non basta un modello matematico per risolvere questi problemi, ci vogliono capacità di tipo organizzativo, quindi distribuito sul territorio con capacità, come dire, di selezionare gli interventi prioritari rispetto ai secondari, con capacità di investimenti nel tempo, cosa che ci siamo dimenticati, ma ormai non è più possibile prescindere da questo. Ecco, questo non sarei dimenticato però l'Unione Veneta Bonifica, che la vediamo molto attiva, propositiva e tenace anche nel portare avanti anche il concetto di prevenzione. Sì, fra l'altro passando attraverso una storia ambigua di incomprensioni di queste strutture, a mio avviso profondamente errata, perché si tratta, come dire, casomai di rivedere parte dei ruoli, quindi vi sono aspetti di tipo organizzativo che devono essere magari rivisti, ma non vi è dubbio che oggi ogni amministrazione pubblica municipale ha bisogno di avere alle spalle un consorzio che sia capace di garantire soprattutto il reticolo minore, sto parlando ad esempio della zona di pianura attorno a Venezia, dove le alluvioni si ripetono con frequenze ma potrei parlare anche di altri territori con altre finalità. Qui evidentemente bisogna mettersi attorno a un tavolo fra i vari amministratori per definire chi fa cosa e con quali risorse. Grazie e buon lavoro.